Amici telespettatori, buonasera, nuova puntata di Viaggiando con l'Arte, la rubrica che da un paio d'anni vi accompagna nell'Alto Trevigiano e il Basso Feltrino alla scoperta dell'arte a 360 gradi. Quest'oggi siamo a Casa del Tomba, siamo in compagnia del nostro carissimo amico Renato Silvio, che è il curatore di questa mostra. Ben ritrovato Silvio, raccontaci un attimino, innanzitutto il percorso di questa collettiva e poi cosa abbiamo qui intorno a noi. Allora, questa è una manifestazione che ha avuto inizio nel lontano 1989 come prima esposizione d'arte dedicata solamente alla pittura di cittadini che abitavano in Cavaso allora, alcuni dei quali si ripropongono ancora oggi. Poi siamo passati ad organizzare mostre di scultura, per esempio con gli scultori della Val Brenta, e negli anni successivi abbiamo anche cercato di innovare, di cambiare la situazione con mostre relative all'artigianato, al bricolage in miniatura tipo paesaggi, piccoli presepi eccetera, e poi anche nell'ambito della sartoria, del ricamo, per dare un piccolo, contributo alla conoscenza di quelle che sono le forze e le manifestazioni che sono presenti nel nostro territorio comunale. Questo è l'escursus storico, Sì. Torniamo ad oggi, cosa rappresenta questa collettiva? Allora, questa mostra dopo il periodo del Covid ha inteso, riprendere un po' tutta quanta la situazione precedente, organizzando una collettiva d'arte, di pittura, di scultura ma anche di tarsia. Abbiamo una dozzina di artisti, tutti quanti a livello di autodidatta, e quindi ognuno, sulla base della sua età, sulla base di quelle che sono le sue esperienze maturate nel corso del tempo, espone quelle che sono, i propri modi di sentire, i propri modi di vedere, con tecniche anche di tipo differenziato, quindi almeno in questa fase noi abbiamo avuto anche un riscontro positivo da parte del pubblico, quindi nelle prime 3 giornate di apertura siamo sull'ordine delle 500 presenze, quindi siamo soddisfatti di questo. Cerchiamo così di stare insieme anche per gli anni prossimi. E sicuramente noi vi seguiremo. Grazie Silvio, Grazie. Noi abbiamo finito anche per quest'oggi. La prossima puntata di Viaggiando con l'Arte, la rubrica che vi porta nell'Alto Trevigiano e il Basso Feltrino per scoprire l'arte a 360 gradi, sarà una sorpresa perché ve lo assicuro ci sta preparando qualcosa di veramente eccezionale. Grazie mille ancora Silvio. Grazie. E buona serata. Buona serata a voi.